Buonasera ai telespettatori di Telechiara, siamo a Gorizia, nella sede della Voce Isontina, il settimanale della diocesi. Io sono Mauro Ungaro, il direttore. Sfoglieremo insieme questo numero del settimanale diocesano, soffermandoci in particolare su una notizia, quello che sta avvenendo in un paese africano, la Costa d'Avorio, paese con cui la Chiesa goriziana è legata da ormai oltre 30 anni. In questo paese c'è una presenza dei missionari della nostra diocesi e in questo momento in Costa d'Avorio si sta vivendo una situazione del tutto particolare. Lo vedremo insieme, analizzando anche la notizia come è stata presentata da Voce Isontina, e ne parleremo con Selina Trevisan, uno dei giovani della nostra diocesi che negli scorsi mesi ha avuto l'opportunità di visitare questo paese africano e le missioni che la diocesi ha in luogo. Ma cerchiamo innanzitutto di capire cosa sta succedendo in Costa d'Avorio. La Costa d'Avorio è stata interessata negli scorsi anni da una guerra civile che ha diviso il paese sostanzialmente in due parti. Una parte nord, dove il regime ha lasciato il passo ai ribelli, e una parte sud in mano alle forze governative. In questi anni ci sono stati tutta una serie di tentativi di pacificazione, finalmente nelle scorse settimane si è giunti alle elezioni presidenziali. Elezioni che hanno portato a due presidenti, perché il problema è proprio questo. Oggi come oggi la Costa d'Avorio ha due presidenti della Repubblica. Dalle elezioni è risultato vincente, secondo quelli che sono stati i risultati elettorali, anche convalidati dagli osservatori internazionali presenti, Ouattara, lo sfidante, ma il presidente uscente Gbagbo si è appellato alla Corte Costituzionale che di fatto ha annullato l'esito come uscito dalle votazioni. Quindi la Costa d'Avorio in questo momento è un paese con due presidenti. Una situazione particolare, una situazione delicata. Va subito detto che la comunità internazionale e lo stesso ONU ha riconosciuto l'esito delle elezioni, quindi appoggiato l'elezione di Ouattara, però elezione che non viene riconosciuta da parte dell'avversario Gbagbo. E la Costa d'Avorio rischia quindi di cadere nuovamente in regime di guerra civile. Noi nelle scorse settimane abbiamo dato la parola ad alcuni dei missionari goriziani presenti in luogo che ci hanno raccontato qual è la situazione. Una situazione di estremo disagio, una situazione di divisione, con la popolazione, come sempre in questi casi, vittima incolpevole. Le novità delle scorse settimane di cui noi parliamo in questo numero sono che tutti i capi religiosi indistintamente hanno deciso un periodo di digiuno e preghiera per la pace. La situazione pare evolversi, non mancano però purtroppo gli episodi di violenza e ci sono stati anche numerosi morti nei primi giorni di questo contrasto. Perché questa situazione ha dei riflessi anche a livello internazionale? Perché tutta una serie di stati di quella regione che non hanno accesso al mare passano per le proprie scorte, per i propri rifornimenti attraverso i porti della Costa d'Avorio, porti che in questo momento sono bloccati. Però, come dicevo in precedenza, nei mesi scorsi, precisamente in agosto, un gruppo di giovani della diocesi ha avuto la possibilità di visitare il paese africano e tra essi Selina Trevisan, che abbiamo qui con noi. Allora, la prima domanda, Selina: che realtà avete trovato in Costa d'Avorio? Come dicevi tu, è una realtà divisa in due. Noi abbiamo avuto modo di osservare sia la parte nord del paese che quella sud, quindi sia la parte sotto i ribelli che quella governativa. E questa divisione comunque era fortemente palpabile, tanto che la popolazione del nord l'abbiamo vista veramente stanca di questa situazione, tanto che ogni volta che ci trovavamo a passare la frontiera che separa nord e sud, i ragazzi che erano con noi durante il viaggio molte volte davano cenni proprio di fastidio ai continui soprusi di questi ribelli. Già all'epoca molti ci parlavano di questa elezione come qualcosa che attendevano da sin troppo tempo, perché ricordiamolo erano 10 anni che aspettavano questo avvenimento. Pertanto quello che abbiamo potuto notare a livello politico era non tanto una grande tensione quanto una grande forse speranza per un possibile miglioramento futuro.
E adesso abbiamo ancora dei contatti con delle persone laggiù in Costa d'Avorio e sono tutti molto, molto dispiaciuti da questa questione perché speravano in qualcosa di migliore forse. Dobbiamo ricordare che la Costa d'Avorio è di fatto un paese ricco, perché è uno dei principali produttori di cacao per quanto riguarda l'Africa. Una ricchezza importante che potrebbe rendere il paese a livelli economici tra i primi stati africani, ma che proprio questa guerra civile che si protrae di fatto da anni ha arrestato. La Costa d'Avorio è un protettorato ancora sotto certi aspetti per quanto riguarda la Francia ed infatti le truppe della Legione straniera francese erano intervenute per cercare di porre in salvo gli stranieri quando c'era stata 10 anni fa il primo accenno di guerra civile. La presenza della diocesi di Gorizia in Costa d'Avorio è una presenza che risale ad oltre 30 anni fa, ma una presenza che è stata influenzata in un modo o nell'altro drammaticamente anche proprio dalla guerra civile. La diocesi ha costruito dei lebrosari in questi anni e quando alcuni anni fa, 4 anni fa precisamente, c'è stato l'ultimo scoppio della guerra civile, il lebbrosario da un giorno all'altro è stato abbandonato completamente. I medici sono fuggiti per paura delle truppe ribelli e gli stessi malati di lebbra si sono rifugiati nei boschi attorno a quello che era il villaggio proprio per paura di quello che poteva succedere. Ma torniamo a Selina. Che realtà sociale avete trovato in Costa d'Avorio? Fondamentalmente è un tessuto abbastanza omogeneo. Non risentono molto delle diversità religiose, questo l'abbiamo potuto constatare con piacere perché comunque abbiamo notato come persone di credo diverso siano perfettamente amalgamate e per loro non è assolutamente un problema avere fuori dalla porta di casa una moschea quando si è per esempio cristiani. L'abbiamo provato sulla nostra stessa pelle perché i nostri autisti che ci hanno accompagnato per quasi 20 giorni di viaggio erano tutti e 3 musulmani e con piacere anche sentivano i nostri discorsi, abbiamo avuto modo di confrontarci. E per il resto è un tessuto sociale, abbiamo visto, molto giovane e quindi forse proprio per questo orientato un po' ad osservare anche quello che accade dal di fuori. E quindi appunto a sperare in qualcosa che possa essere un po' più positivo per il proprio paese, motivo appunto per questo che in tanti si battevano per la regolarità delle elezioni. Voi siete passati dalla vecchia capitale, Abidjan, a quelli che sono i villaggi. Che contraddizioni avete trovato? Abidjan fondamentalmente è la città delle contraddizioni, almeno noi l'abbiamo voluta soprannominare così, perché all'interno di una stessa strada, ad esempio, guardando a destra avevamo palazzi altissimi, tecnologie modernissime. Dall'altro lato della strada praticamente una bidonville con rifiuti ovunque. Come abbiamo detto spesso, Abidjan è una metropoli, quindi ha tutti i pregi e tutti i difetti delle metropoli, in più nel contesto africano che, soprattutto uscendo da una guerra civile, non è un contesto favorevole. Passando da questa città ai villaggi si nota una grande differenza, proprio a livello anche di vissuto delle persone, perché nei villaggi forse c'è ancora un po' della tradizione vecchia, dove le famiglie magari si aiutano di più, tendono a fare in qualche modo gruppo, villaggio appunto. Invece la vecchia capitale, perché adesso ricordiamolo, è passata politicamente, è passata a Yamoussoukro, comunque questa vecchia capitale già si orienta come una città moderna, quindi sicuramente anche con più commercio, più industria e voglia per forza di cose anche più delinquenza. Vale la pena raccontare come nacque l'amicizia tra queste diocesi della Costa d'Avorio e la Chiesa goriziana. Si era alla fine degli anni 60 e a Gorizia capitò per una conferenza Raoul Forlero, il grande apostolo dei lebbrosi. Ci fu questo incontro, il vescovo allora di Gorizia, Monsignor Coccolin, si recò con alcuni sacerdoti, alcuni laici in Africa, a Bouaké, a portare un'offerta, a costruire delle case dei lebbrosi, ma quando se ne stavano andando, Raoul Forlero gli disse: siete venuti qua, questo è stato facile, adesso però in un modo o nell'altro dovete anche rimanerci. E Gorizia è rimasta in Costa d'Avorio,
con tutta una serie di progetti di evangelizzazione che hanno portato a costruire delle scuole, che hanno portato a costruire dei lebrosari, che hanno portato certamente anche a costruire delle chiese, e infatti in questo momento la diocesi è impegnata nella costruzione di una grande chiesa a Morofè, uno dei sobborghi di Yamoussoukro, come diceva Selina, la nuova capitale economica del paese, una capitale sorta dal nulla e che sta cercando completamente una sua identità. Selina anche prima accennava al fatto del dialogo interreligioso e ci piace ricordare qui quello che Papa Benedetto XVI ha scritto per la prossima giornata mondiale della pace che celebreremo il 1° gennaio 2011, come senza dialogo interreligioso non sia possibile costruire una società. E la Costa d'Avorio sotto certi aspetti è un'eccezione positiva in quelli che possono essere i contrasti dell'Africa. I nostri missionari ci raccontano infatti di una collaborazione presente e molto importante tra gli esponenti di tutte le religioni. Anche se la Costa d'Avorio, come tanti stati africani, risente delle contraddizioni del continente, c'è una forte presenza cinese nelle campagne della Costa d'Avorio e un missionario non molto tempo fa mi raccontava che ormai in Costa d'Avorio gli unici lucchetti che si possono comprare non sono più i lucchetti francesi che si trovavano sul mercato fino a un anno e mezzo fa, ma si trovano solo lucchetti cinesi a un prezzo notevolmente inferiore. Questo per dire che anche un paese come la Costa d'Avorio ha conosciuto gli aspetti della globalizzazione che non sono sempre, come sappiamo, aspetti positivi. Tu, Selina, prima accennavi ai giovani. Cosa vi hanno detto i giovani che avete incontrato in Costa d'Avorio? Beh, innanzitutto si sono dimostrati tutti molto contenti della nostra presenza, perché appunto essendo stati seguiti a lungo dalla missione isontina, avere lì la nostra presenza era per loro un grande segno. Quello che abbiamo avuto modo di riscontrare era una voglia di andare avanti, di migliorare. E d'altronde come possono avere tutti i giovani a quell'età, si spera sempre in un futuro migliore, in una possibilità di un lavoro, in più nel loro contesto che li vede comunque in grandi difficoltà, soprattutto per la tensione politica che già allora si respirava, e comunque si notava una grande voglia di darsi da fare proprio per il loro paese, e questa è una cosa che ci ha molto colpiti, perché credo che forse capiscano in qualche modo più di noi europei di quanto sia importante darsi da fare se si vuole ottenere realmente qualcosa. Credo che siano in qualche modo molto più consapevoli delle potenzialità del loro paese di quanto non fosse ad esempio la generazione precedente alla loro. Comunque hanno anche un riscontro molto più positivo da quanto può avvenire dal di fuori, vedendo ad esempio i canali francesi o comunque delle televisioni estere, credo che in qualche modo si rendano maggiormente conto di tutto il mondo che c'è fuori del loro paese. E quindi proprio da questo una voglia di crescere, di migliorarsi. Tant'è vero che alcuni ragazzi universitari che purtroppo con l'avvenire delle varie rivolte hanno dovuto abbandonare gli studi, uno dei loro desideri era proprio quello di poter terminare il loro studio con maggiore facilità di quanta non ne avessero in quel momento lì. Qual è stata la cosa, al di là dei souvenir materiali, che avete portato a casa? Beh, innanzitutto credo proprio questa consapevolezza che ci hanno trasmesso, la loro grande voglia di autonomia, perché una delle cose che forse ci è rimasta maggiormente impressa è uno dei messaggi che ci hanno dato. L'abbiamo ricevuto innanzitutto dalla Chiesa, perché il loro messaggio di quest'anno era lavorare per l'autonomia della Chiesa. Questa autonomia l'abbiamo riscontrata anche proprio nel carattere delle persone, la loro voglia di darsi da fare per l'autonomia del proprio paese. Una delle cose che ci hanno detto è: sono benvenuti gli aiuti dall'esterno, perché si rendono conto di averne bisogno, perché non hanno una grossa industria e comunque devono ancora risollevarsi dal loro passato. Però la volontà è quella di alzarsi sulle proprie gambe, e questa è una cosa che credo ci porteremo dentro a lungo, perché può insegnare molto. Che chiesa è la chiesa che avete trovato in Costa d'Avorio? È una chiesa che si sta ancora formando, quindi è una chiesa molto giovane e molto vivace. E per certi versi è forse molto diversa dalla nostra, nel senso abbiamo trovato delle comunità molto attive che qui si stanno forse un po' perdendo.
La festa della domenica è un reale momento per stare insieme, tutti, dal vecchio ai bambini, è un momento in cui ci si veste bene per andare alla messa e lì partecipare tutti insieme con i canti, con i balli. È un momento di gioia, vero e proprio. Parlando anche un po' a livello personale, l'abbiamo vissuto con gioia, ci ha rallegrato, era un modo per sentirsi forse più partecipi a un movimento di comunità. Personalmente, qual è la cosa che ti ha colpito di più in positivo e in negativo in Costa d'Avorio? Allora, in negativo, una cosa che mi è rimasta molto impressa è stato quando abbiamo visitato la Fondazione Fouet Boigny per la pace, un edificio che è stato voluto da questo presidente, in qualche modo illuminato, il primo presidente della Costa d'Avorio, ed è un palazzo veramente maestoso, ha diverse sale congressi e una delle cose che abbiamo pensato tutti quanti è perché non sfruttare questo palazzo con un teatro che poteva contenere, se non erro, circa 3.000 persone, per dare di nuovo visibilità, organizzare qualche evento a carattere internazionale o se non è possibile internazionale comunque a livello di Unione Africana per poter risollevare di nuovo le sorti di questo paese, quindi questa è forse un po' la cosa negativa. La cosa positiva, come dicevo poco fa, è la voglia di autonomia di queste persone che sinceramente mi ha insegnato molto, mi ha veramente trasmesso un senso di forza di questa popolazione e lo tengo con me. Voi avete avuto, se non sbaglio, anche modo di entrare in contatto, se mi passi il termine, con una delle grandi malattie dell'Africa di questi decenni, il morbo di Buruli, un'esperienza credo sconvolgente. Vogliamo raccontare ai telespettatori di Telechiara di cosa si tratta? È una cosa non molto conosciuta. No, non è molto conosciuta. Il morbo di Buruli è una piaga che colpisce principalmente i bambini perché viene trasmessa nelle zone paludose tramite un insetto. Ovviamente i bambini giocando sono più a contatto con queste terre rispetto agli adulti e per questo sono maggiormente colpiti. Si manifesta con delle piaghe che se non curate per tempo si possono allargare a gran parte del corpo fino a dover raggiungere quasi l'amputazione degli arti. Purtroppo, un po' per i costi, un po' per la mancanza di mezzi, le cure che devono venire fatte sono fatte in mancanza di anestesia. E quindi queste persone, soprattutto questi bambini, sopportano con grandissima tenacia le medicazioni che gli vengono fatte a scadenza regolare, quasi giornaliera. E io personalmente non me la sono sentita di entrare a vedere la medicazione perché mal tollero vedere i bambini che soffrono già qui e sentire un bambino che soffre perché gli manca l'anestesia, in quel momento lì sta soffrendo veramente tanto, non sono riuscita a reggere la cosa. Però comunque già questo dimostra quanto forte possano essere queste popolazioni, perché comunque quei bambini, purtroppo ho sentito le loro urla, sanno che saranno male in quel momento, però lo stanno facendo perché altrimenti non guarirebbero e quindi sopportano questa cosa con una forza che davvero, davvero colpisce. Voi da quando siete ritornati state girando un po' le realtà della diocesi, raccontando quello che avete vissuto su iniziativa anche del Centro Missionario Diocesano. E cosa trovate nei vostri interlocutori? Sorpresa, attenzione? Cioè questa realtà della Costa d'Avorio, come la riuscite a trasmettere? Come diciamo sempre ad ogni incontro, riassumere 20 giorni di Costa d'Avorio in un arco di tempo di circa un'ora è quasi impossibile. Però comunque notiamo nelle persone che si rivolgono a noi grande attenzione, soprattutto a questi problemi che coinvolgono malgrado loro i bambini, e anche a livello politico, perché qui notiamo tutti quanti, da quando siamo tornati, di quanto poco se ne sappia. Noi stessi stiamo provando adesso in questi giorni, dopo le elezioni, troviamo difficoltà ad avere notizie, sono pochi i canali che trasmettono notizie, agenzie sulla situazione ivoriana. La fortuna, se vogliamo chiamarla così, è che fortunatamente con i nuovi media, quindi internet, messaggistica dei cellulari, riusciamo sempre a mantenere un contatto con quelli che sono diventati i nostri amici e bene o male ad avere notizie fresche su quello che sta avvenendo. E forse è proprio questo che colpisce le persone, cioè riscontrare
quanto poco si sappia di una realtà che in realtà conosciamo bene, perché comunque dopo 40 anni di missione della Costa d'Avorio tante cose si sanno. Però un conto è provarlo sulla propria pelle e un conto è raccontarlo a qualcuno. Com'è cambiata la vostra vita dopo questo viaggio? Credo che riusciamo a vedere le cose in maniera diversa. Nel senso, queste persone ci hanno insegnato tanto e adesso forse stiamo un po' più con i piedi per terra. Abbiamo visto di quanto loro siano felici pur avendo pochissime cose, di come ogni giorno per loro è comunque qualcosa di cui andare fieri, di cui essere felici. E credo che questa cosa ci stia influenzando molto. Vale la pena raccontare un'altra cosa che riguarda il legame tra Gorizia e la Costa d'Avorio. Qualche anno fa il direttore del centro missionario di Gorizia si trovava in Romania per caso, perché lì ci sono alcune suore originarie della nostra diocesi, e il vescovo di Asi, una delle maggiori diocesi della Romania, sentì per la prima volta parlare della possibilità di una missione. Alcuni sacerdoti rumeni cominciarono gli anni seguenti a frequentare Gorizia per scoprire cos'era di fatto questa missione e poi giunsero in Costa d'Avorio. Una delle missioni storiche che Gorizia aveva in Costa d'Avorio a Boaché è stata lasciata ai sacerdoti della diocesi di Asi e oggi la diocesi di Asi, prima diocesi rumena, ha una propria missione in Africa, quindi un legame veramente importante internazionale. Un'ultima cosa, Selina, sulla base di quello che tu hai visto durante questa pur breve vostra esperienza in Africa, in Costa d'Avorio, come andrà a finire questa crisi? Fare delle previsioni credo sia abbastanza difficile, dal momento stesso che la situazione sta cambiando continuamente giorno per giorno. E non più tardi di qualche ora fa ho avuto notizia da uno degli amici che abbiamo lasciato là che la gente si era mobilitata per organizzare una marcia, per riappropriarsi della televisione e delle radio che sono state oscurate, trasmettono soltanto i canali statali e ovviamente trasmettono le notizie che vanno bene a loro. Non saprei fare delle previsioni, si spera ovviamente che vada tutto per il meglio e che quindi venga validato l'esito della recente elezione. Tuttavia con due presidenti che hanno già nominato dei primi ministri e entrambi stanno formando dei governi, credo che forse alla fine ci sarà qualche intervento esterno, perché per portare la calma forse è l'unica cosa che potrebbe funzionare, però onestamente ora come ora, per come stanno le cose, credo che ogni previsione sia un po' campata in aria. Grazie Selina. Come settimanale seguiremo anche nelle prossime settimane l'evolversi della vicenda e come Selina diceva può essere interessante anche per i telespettatori di Telechiara seguire anche questa crisi africana attraverso quelli che possono essere i normali canali di internet, le agenzie Fides, l'agenzia della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, oppure l'agenzia MISN. Mauro Ungaro da Gorizia vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento ai prossimi programmi di Telechiara.